Sarà anche una questione tra gazzelle africane, leader indiscusse del podismo internazionale, ma la Venice Marathon resta un evento per il Veneto e per l'Italia di assoluto rilievo interplanetario. 27 le edizioni della manifestazione con il 2012, lungo il tradizionale percorso della Riviera, da Stra fin nel cuore del capoluogo lagunare. Sicuramente è il più bello spot che possiamo fare al mondo di una Venezia che non è solo il centro storico, ma è una città metropolitana vera e propria, e penso che nessun altro evento a Venezia dia questa immagine di una Venezia che è in grado di attrarre turisti da tutto il mondo ormai da 27 edizioni, a un evento che ormai ha acquisito a livello mondiale una sua autonomia e che fa una promozione di area vasta e di un turismo di cui la città ha veramente bisogno, perché non si può pensare che la città possa essere l'unica meta del turismo veneziano. Il centro storico sappiamo che ha già una grande pressione turistica, la Venice Marathon apre gli orizzonti di una Venezia città metropolitana con tantissime altre mete altrettanto belle e meritevoli di essere visitate. Stanno ridisegnando le linee sulle strade, quindi c'è un certo fermento e anche la popolazione partecipa attivamente, oltre alle forze dell'ordine, la polizia, e quindi lo sentiamo molto questa manifestazione. Porterà dei disagi sicuramente un pochettino, ma insomma è talmente valida questa manifestazione che non vediamo l'ora che cominci. Possiamo dire che il nostro responsabile dei top runner è riuscito a riportare in laguna il vincitore dello scorso anno e la terza classificata dello scorso anno, per cui la gara tecnicamente sarà comunque di alto livello. Poi tutti gli altri nomi, che tra le altre cose sono abbastanza impronunciabili perché c'è sempre guerra tra Kenya e Etiopia, per cui li vedremo meglio sabato prossimo.